L'esperienza proposta nel pomeriggio con Ivoire vuole raggiungere due diversi obiettivi: sicuramente proporre alla popolazione in generale un'esperienza di rilassamento e dall'altro far vedere come il digitale utilizzato con criterio può essere un potenziale. Alle persone che hanno partecipato al laboratorio sono state proposte due diverse storie trasformative e sono state suggerite due diverse tecniche di rilassamento fatte con Ivoire e fatte direttamente. Questo ha permesso loro di vedere appunto le differenze e speriamo di gustarsi l'esperienza. Mi sento molto rilassata dopo aver fatto questa esperienza e al contempo sono contenta di aver potuto approcciare comunque a un nuovo strumento che potrebbe essere utilizzato anche nella pratica clinica. Gli obiettivi di questa attività sono di condivisione di questo mezzo digitale confrontati con un'attività invece pratica, quella della lettura accompagnata di un testo scritto o di un'attività che viene utilizzata anche nei percorsi mindfulness come quella della camminata consapevole per sperimentare la potenzialità del mezzo. Personalmente mi ha lasciato comunque degli spunti di riflessione sia a livello personale, perché avendo comunque anch'io difficoltà d'ansia e di concentrazione posso utilizzarli io personalmente, a partire anche ad esempio dalla camminata consapevole. E poi anche a livello professionale, poiché essendo comunque una psicologa sicuramente potrò utilizzarli anche nella mia futura, si spera, pratica clinica. La potenzialità finale dei visori è anche a livello clinico, anche a livello terapeutico, nonché educativo, quindi si può utilizzare sia con adolescenti, con ragazzi, con pazienti per arrivare ad un livello emotivo più profondo. Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, un evento organizzato da Ulsei Eugania di Padova in collaborazione con Alterevo, Società Benefit e IM. Ringraziamo ancora una volta tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i moltissimi partner e media partner che ci aiutano a diffonderla su tutto il territorio nazionale da cui siamo seguiti. Ci troviamo a Padova, all'interno del Barco Teatro, stiamo trasmettendo come sempre in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'Ulsei. E quindi salutiamo tutto il pubblico che molto numeroso ci sta seguendo anche in questa quinta mattinata e che ci ha seguito in tutte tutti i precedenti incontri e appuntamenti con i nostri esperti. Come ormai tutti sapete c'è un sito dedicato a questa settimana di Cambio Gioco, il sito è www.cambiogiocoulsei.it, dal sito potete scaricare tutti i materiali promozionali, l'intero programma, ma soprattutto sul sito restano a vostra disposizione le videoregistrazioni di tutti gli incontri, compresi quelli delle due passate edizioni. Quindi vi invitiamo a condividere anche in questa quinta giornata le nostre dirette sui vostri canali e ringraziamo le molte persone che continuano a farlo e a interagire con il nostro festival commentando le dirette e ponendo delle domande agli esperti che intervengono a Cambio Gioco. Passo ora la parola per un saluto istituzionale al dottor Paolo Fortuna, che è il direttore generale dell'Ulsei Eugania, che ci ha raggiunti qui e lo ringraziamo per portare il suo saluto. Grazie dottore. Grazie. Buongiorno
Buongiorno a tutti i presenti, a tutti i collegati, che so che appunto siete tanti e di ciò appunto mi fa molto piacere. E un saluto all'assessore Emanuele Lanzarin che è qui presente e un ringraziamento alla Regione che comunque ci sostiene da sempre praticamente anche per gestire, per mandare avanti questo progetto, e un saluto anche al Presidente della Conferenza dei Sindaci che poi mi seguirà, oltre che a Don Diego, della Pastorale Giovanile della Diocesi, perché anche lui e anche appunto la Diocesi è coinvolta in maniera molto importante in questo tema. In maniera molto concisa, se dovessi dare una parola chiave al mio intervento è anticorpi. Cioè noi dobbiamo sviluppare anticorpi contro questa malattia e gli anticorpi si sviluppano naturalmente quando ci si è ammalati, ma possibilmente attraverso vaccinazioni, quindi con la prevenzione anche prima. Purtroppo non è un anticorpo, passatemi il termine medico, monoclonale, ma devono essere policlonali perché tante sono le dipendenze appunto da gioco e quindi bisogna veramente intervenire in maniera molto, molto più sistemica. Mi preoccupano i dati perché accanto appunto, lo dicevo l'anno scorso, all'incidenza soprattutto nell'età adulta di questa problematica stanno aumentando i giovani sia maschi ma purtroppo anche donne, anche femmine, quindi questo è un altro elemento appunto che desta personalmente preoccupazione e da qui l'importanza di andare, ed è il tema anche di questa giornata, di andare a costruire una rete che deve essere orizzontale, cioè fra tutte le istituzioni, sto pensando a parte l'ULSS, ovviamente la Regione, ma anche il Comune, la scuola, quindi metterci insieme per costruire anticorpi, perché sottolineo appunto l'importanza di questo concetto, ma anche quella verticale, cioè l'istituzione o le istituzioni meglio, che comunque sostengono, si prendono in carico della famiglia, della persona e della persona appunto che è soggetta a questa dipendenza e che è un concetto dopo intrinseco del sistema sanitario in termini proprio di presa in carico. Questo è per me l'azione e l'auspicio appunto che faccio, cioè continuare a fare rete in maniera tale che comunque il nostro intervento sia un intervento efficace nei confronti del quale dobbiamo stare attenti appunto che la società di fatto non si assuefi, non diventi un messaggio come tanti altri. Ricordiamoci che oltre alle reti sociali che stiamo cercando appunto di rendere benefiche come sistema, reti social, ci sono appunto anche reti social tossiche che sono appunto, che vanno effettivamente combattute tutte insieme. Ecco. Quindi un ringraziamento e sono veramente contento, anche ringrazio gli organizzatori per i numeri che comunque anche questa edizione sta raccogliendo e che è un segno, tra l'altro da tutta Italia, che è un segno comunque di forte interesse che comunque appunto il tema provoca e suscita appunto tra tutti noi. Grazie ancora. Grazie a lei, dottor Fortuna, direttore generale dell'ULSS Euganea, e invitiamo a salire sul palco per un altro saluto il dottor Filippo Giacinti, presidente della Conferenza dei Sindaci. Benvenuto, grazie di essere qui a Cambio Gioco. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio tutti gli intervenuti, il direttore generale, il dottor Fortuna, l'assessore Lanzarin, tutti coloro che hanno partecipato a questa settimana della prevenzione. Intanto vi porto i saluti di tutti i sindaci della Conferenza dell'ULSS Euganea e rinnovo i ringraziamenti a coloro che si sono alternati in questa settimana dando il loro contributo prezioso a questa settimana della prevenzione. Ecco, Cambio Gioco è un'opportunità veramente importante, ritengo, per educare, sensibilizzare, ma anche per mettere in campo delle azioni concrete per affrontare questa problematica che sicuramente ha un impatto importante e purtroppo
colpisce fasce di popolazione sempre maggiori. La tematica del gioco d'azzardo è veramente una piaga della nostra società, è un fenomeno che ha delle conseguenze devastanti, dei costi sociali che spesso sono superiori anche ai costi economici. Pensiamo alle relazioni familiari, pensiamo alle problematiche psicologiche, e quindi credo che l'oggetto di questa iniziativa Cambio Gioco di quest'anno, cioè quello della connettività, della connessione, sia fondamentale, perché solo facendo rete tra tutti i livelli della nostra comunità, dalle istituzioni alla scuola, la scuola che ha un ruolo assolutamente centrale, perché come abbiamo sentito prima anche dal direttore, i giovani iniziano a essere colpiti in modo preponderante, ma se giriamo i nostri territori e i bar dei nostri territori spesso vediamo anche degli anziani, molti anziani che si giocano la pensione con le macchine. Alcuni dati che ho letto in questi giorni: nel 2021 sono stati spesi 111 miliardi di euro nel gioco d'azzardo, siamo arrivati a 136 nel 2022, superando spese che uno fa per la sanità, per l'istruzione, per tutto, e siamo arrivati a 160 nel 2024. Ecco, sono veramente numeri inquietanti. Devo dire però una cosa, al di fuori di ogni ipocrisia: dobbiamo ricordarci che il gioco d'azzardo è legale nel nostro paese e comporta anche un gettito rilevante da parte dello Stato. Quindi dobbiamo anche affrontare, nel momento in cui parliamo di queste cose, questa ipocrisia di fondo. Non è l'unica cosa legale nel nostro paese che fa male alla salute e che procura un gettito allo Stato. Pensiamo al fumo di sigaretta, però il fumo di sigaretta è stato già da qualche anno a questa parte affrontato, non vietandolo, ma è stato affrontato mettendo dei paletti ben precisi. Noi sul gioco di azzardo, noi, i nostri figli, siamo inondati da una campagna pubblicitaria che è veramente di dimensioni incredibili. Credo che non ci sia prodotto più del gioco d'azzardo che venga pubblicizzato sulle nostre TV. Ecco, credo che sia importante, oltre a tutte queste attività che vengono fatte, questi progetti meritori da parte della Regione Veneto, le iniziative dell'ULSS, penso all'ambulatorio di prevenzione che abbiamo in Via dei Colli e che dà sicuramente una risposta concreta a chi ha questo tipo di problematica, ma penso che sia necessario, al di fuori di ogni ipocrisia, anche un intervento del legislatore per fare quello che è stato fatto negli anni, ad esempio con il fumo di sigaretta, intervenire almeno per evitare che ci sia un lavaggio del cervello quotidiano che inciti le persone a fare del gioco d'azzardo una componente importante della propria vita. Ringrazio tutti voi per questa opportunità e buon lavoro a tutti. Grazie a lei, dottor Giacinti, ed ora invitiamo a raggiungerci sul palco Don Diego Cattelan, che è il responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Padova. Benvenuto, grazie di essere qui, Don Diego. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto porto i saluti di Monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova. Proprio con lui questa mattina, appunto, finché prendevamo un caffè, abbiamo scambiato qualche parola anche su questo tema, ecco. E lui è davvero molto contento che si possa portare avanti questo tipo di iniziative. Ecco, noi come Chiesa diffusa nel territorio non abbiamo delle statistiche, però abbiamo delle percezioni che sono dall'ascolto delle persone, non solo nella confessione, ma anche in generale, ascolto delle famiglie, dei ragazzi. E davvero il fenomeno, a nostro avviso, sembra essere molto più diffuso di quella che è la percezione generale, un po' così come è stato anche precedentemente sottolineato. Molte volte questo diventa causa di rovina famiglie, ecco, crea veramente molti problemi. E soprattutto anche nei giovani, appunto, l'impressione è che questo fenomeno sia mediamente diffuso, ecco. E c'è anche un altro aspetto che non so se sia stato affrontato in questa settimana, oltre alle schedine scommesse, per quanto riguarda i giovani e anche gli adolescenti, tutte quelle app che portano a fare i micro investimenti,
Ecco, no. E anche quelle i ragazzi perdono un sacco di soldi e credo che entrino in un pensiero davvero che possa essere, ecco, dannoso. Su questo vorrei un po' così anche collegarmi con il tema di questi giorni, che è appunto connettiamoci, l'essere in connessione, per dire che innanzitutto come Chiesa di Padova noi ci siamo, ecco, le nostre parrocchie ci sono. È vero che da fuori le parrocchie sembrano realtà un po' fragili, e lo sono, sembrano realtà un po' in crisi, e lo sono, ma è anche vero che le nostre parrocchie, le nostre comunità, ecco, sono veramente ancora dei luoghi di riferimento. Nella nostra diocesi sono più di 400 le parrocchie e gran parte di queste sono ancora realtà attive con persone. Sono brevemente, ecco, se posso, 3 aspetti nei quali credo che le parrocchie possono servire il territorio come connessione. La prima è una connessione intergenerazionale. Ecco, faccio solo un esempio, pensiamo alle sagre. Cosa vuol dire? Che il bambino lavora insieme all'anziano, l'adulto con il giovane, e stanno insieme per un obiettivo comune. Ecco, penso che anche questo sia prevenzione. Poi c'è un altro aspetto molto che viene sottovalutato, credo, ed è il rapporto con i giovani, cioè la connessione come elemento di fiducia. No, guardiamo oggi, no? Spesso diciamo di dare fiducia ai giovani, qua e là, però quali sono quelle realtà? Ecco, penso nelle parrocchie, pensiamo alle attività estive, dove abbiamo esperienze dove diamo la responsabilità degli adolescenti, ad esempio con il GREST, di prendersi cura dei bambini, e a dei giovani di prendersi cura degli adolescenti. Ecco, mi chiedo, oggi parliamo di dare fiducia, ma dove sono i luoghi nei quali un adolescente sperimenta la fiducia? Quali sono i luoghi che noi abbiamo nel nostro territorio dove è possibile almeno ipotizzare questo tipo di connessione? Dove un giovane, una persona può condividere le domande di senso, le domande che porta nel cuore. Ecco, e noi come Chiesa, per quello che possiamo, ci siamo e sosteniamo queste iniziative. Grazie. Grazie Don Diego. E adesso invitiamo sul palco per l'ultimo intervento la dottoressa Manuela Lanzarin, assessore alla salute della Regione Veneto. Benvenuta dottoressa, grazie di essere a Cambio Gioco. Buongiorno, io intervengo molto volentieri a questa manifestazione, a questa settimana, insomma a questa nuova edizione di Cambio Gioco su un tema importante e cruciale, come chi mi ha preceduto insomma ha saputo ben definire. Oggi parlare di dipendenza è un tema d'attualità, lo sappiamo insomma, e rappresenta ancora un settore molto delicato, un settore in cui le fragilità insomma purtroppo cadono con a volte molta facilità, però qui c'è bisogno, e chi mi ha preceduto insomma ringrazio sia la direzione generale dell'USL 6 Euganea, quindi il direttore Fortuna, sia Don Diego della Pastorale, sia il Presidente della Conferenza dei Sindaci. È importante però che ci sia un lavoro trasversale di rete e di squadre, quindi è importante anche questa sinergia tra tutti gli attori che ci sono nel territorio, che sono gli attori del mondo della scuola, gli attori del mondo delle parrocchie, gli attori del mondo sportivo, gli attori dei comuni e quindi le attività comunali degli enti locali, e poi subentrano sicuramente anche gli attori istituzionali che rappresentano quindi le politiche sanitarie e sociosanitarie. Perché credo che sia importante intercettare, sia importante, come avete detto voi, prevenire, quindi lavorare molto nella prevenzione, che vuol dire informazione, vuol dire sensibilizzazione, vuol dire continuare a portare avanti concetti legati ai sani, corretti stili di vita, e quindi a una prevenzione a 360 gradi, che vuol dire migliore qualità di vita per tutti, e vuol dire anche migliori qualità di vita anche nell'invecchiamento poi, quindi anche nelle fasi successive, oltre a quelle che sono le fasi diciamo dell'adolescenza oppure dei giovani. Vuol dire anche lavorare molto nel rapporto intergenerazionale, come diceva Don Diego. Oggi noi, se parliamo di gioco d'azzardo, abbiamo sicuramente i giovani, gli adolescenti, con sicuramente tutto il discorso legato all'online, l'accessibilità, insomma una facilità. I nuovi naviganti sono sicuramente quelli che hanno una facilità e anche un'interconnessione molto molto forte, molto, molto rapida.
e poi invece gli anziani che non hanno questi strumenti, ma hanno gli strumenti che sono disseminati sul territorio, e in entrambi i casi io credo che poi ci sia alla base anche non tanto problemi, ma questioni relazionali, sociali, il sentirsi a volte soli oppure avere la sensazione di sentirsi soli e quindi di trovare una sorta di altra via, una sorta insomma di un rifugio che può sembrare per loro un rifugio sicuro di divertimento, ma che non è un rifugio sicuro di divertimento o di svago, ma che diventa una patologia, e lo sappiamo, diventa una patologia perché poi il GAP è una patologia e quindi ha bisogno poi di interventi terapeutici, di prese in carico, ambulatoriali, a volte anche di diciamo così ricovero protetto, di strutture dedicate, insomma ha bisogno anche di tutta una serie di infrastrutture. E poi va, e lo sappiamo, insomma, a incidere anche molto sulla sfera sociale. Non a caso insomma vengono quindi dilapidati risparmi interi, famiglie che vanno in crisi, insomma situazioni che mettono a dura prova anche il contesto poi familiare e non solo del singolo giocatore. Quindi diventa importante proprio prevenzione, intercettazione, ma un lavoro a 360 gradi. La Regione Veneto, sapete, si è dotata di una legge regionale nel 2019 che parte dalla prevenzione, la comunicazione, l'informazione, l'intercettazione, la cura, il percorso riabilitativo e quindi il percorso legato alla parte riabilitativa e quindi all'uscita vera e propria. Entrano in gioco i nostri dipartimenti e quindi anche qui a volte lo stigma rispetto ai SER del dipartimento, insomma, che non è del tutto superato, però più noi abbiamo forza nella rete, più io credo riusciamo anche a dire a quella persona che a un certo punto riconosce di avere un problema, di sapere di potersi rivolgere a qualcuno. Quindi il poter avere un riferimento, qualcuno a cui rivolgersi e con cui iniziare quindi un percorso di recupero, di riabilitazione, di uscita. E credo che questo sia fondamentale. Vi do solo 2 dati, il sindaco prima citava i dati nazionali. Il Veneto, il dato è di 5 miliardi di giocato, chiaramente il giocato che noi conosciamo, poi sappiamo insomma c'è altro giocato, l'online, insomma, e quindi questo è quello censito, conosciuto. E io ho visto un dato insomma che mi ha fatto molto riflettere. 2020 il pro capite era circa 717 euro, 2024 è 1215 euro, quindi in Regione Veneto, quindi capite come anche il pro capite dal 2020 al 2024 sia molto aumentato. Credo che un'incidenza, vado veramente a chiudere, sia anche stata un po' determinata e legata al periodo pandemico Covid, nel senso che sicuramente se parliamo di giovani, quel disagio sociale giovanile di cui spesso parliamo, ci interroghiamo, che abbiamo messo in campo tante azioni, è stato sicuramente acuito durante la fase pandemica, la fase del lockdown, e oggi ce lo trasciniamo un po' dietro, quindi dobbiamo sicuramente andare a intercettare, ma a intaccare anche un po' quella che è stato il momento, il periodo del lockdown, la chiusura, insomma l'avere altri diciamo sfoghi oltre a quello che era il relazionale, la relazione, il momento sociale, il momento di scambio, insomma come si conosceva prima. Però ecco, e vado veramente a chiudere, io credo che momenti come questi, insomma, quindi settimane di informazione a 360 gradi che coinvolgono tutti gli attori, tutti i stakeholder, tutta la rete, diventino fondamentali nel far capire che è una patologia e dobbiamo chiamarla con il nome. Se uno entra in questa sfera è una patologia che purtroppo sappiamo si può trascinare altre patologie, perché poi dipendenza da gioco a volte diventa pluridipendenze e quindi diventa ancora più difficile, diventa ancora più diciamo, complesso intervenire, lavorare, e anche più lungo il periodo, il tempo di recupero e riabilitazione. Ma però accanto al fatto di riconoscere di avere un problema, riconoscere di avere una patologia,
c'è il fatto di potersi rivolgere, di ammetterlo e di rivolgersi insomma a chi invece può accompagnare, può aiutare e può effettivamente insomma cercare di dare una risposta, ma soprattutto fare uscire da questa piaga sociale. Quindi veramente grazie agli organizzatori, grazie all'USL 6 e grazie a tutti coloro che ogni giorno si impegnano nei diversi modi proprio per cercare insomma di rafforzare, è stata usata tanto anche da chi mi ha preceduto, per rafforzare la rete e mettere insieme interventi diversificati ma che hanno sempre il fine insomma di aiutare la persona ad uscire dal momento di fragilità, perché noi lo dobbiamo definire sempre come un momento di fragilità e dai momenti di fragilità si può uscire e si può avere anche una prospettiva nuova. Grazie. Grazie dottoressa Lanzarin, grazie a Paolo Fortuna, a Filippo Giacinti, a Don Diego Cattelan, che hanno inaugurato quest'ultima giornata del Festival Cambio Gioco. Come sapete ci saranno altri 3 incontri, uno proprio tra poco, poi uno nel pomeriggio e uno di chiusura questa sera, ma prima di addentrarci nell'appuntamento del mattino vogliamo lasciarvi con un video di prima restituzione di quanto è avvenuto in questi giorni. E quindi a voi buona visione. Sono convinto che iniziative come Cambio Gioco siano fondamentali, soprattutto per il coinvolgimento dei ragazzi che molto spesso sono di fronte a lezioni frontali in cui non si sentono direttamente parte integrante di ciò che viene prodotto. Invece questi sono ragazzi abituati al web, quindi sono ragazzi abituati a interagire, a usare gli strumenti. Ecco, io credo che questa iniziativa sia fondamentale perché coinvolge direttamente i ragazzi, fa produrre loro pensiero, non soltanto subire pensiero. Dare strumenti significa dare una direzione a questi ragazzi, quindi meravigliosa iniziativa. Credo che questo festival stia diventando sempre di più un punto di riferimento per tutti gli operatori nel nostro paese. Ne sento parlare sempre più spesso, sono entusiasta di venire a parlare e raccontare i nostri dati, i nostri studi, perché credo che in pochi anni diventerà proprio un appuntamento per la maggior parte di noi rispetto a tutti questi fenomeni legati appunto al gioco, alle nuove generazioni, allo sviluppo di tutte quelle dipendenze comportamentali e non solo, che la generazione Z e la generazione Alfa, a questo punto iniziamo a guardare le generazioni future, mettono in atto. Serate come queste sono belle sia per i ragazzi, sia per i genitori, ma anche per noi esperti, perché si crea una comunità, un senso del noi, in cui cerchiamo veramente di trovare degli strumenti concreti per prenderci cura dei nostri ragazzi. È importante dirlo forte e chiaro, i nostri ragazzi, i nostri bambini hanno bisogno di stare nel nostro sguardo, serate come queste ci aiutano a farlo, quindi grazie. Cambio Gioco è un festival costruito bene, che mette insieme, connette insieme realtà diverse e permette alla gente di vedere con sguardo ampio la cultura a 360 gradi. È importantissimo cominciare a coinvolgere la comunità allargata rispetto a questo tipo di problematiche, quindi queste iniziative servono proprio a sensibilizzare persone che pensano che ad esempio il problema dell'azzardo non le riguardi, invece il problema dell'azzardo riguarda chiunque ha delle relazioni di prossimità e non lo sa se può avere relazioni di prossimità anche con qualche giocatore, il proprio amministratore di condominio, il proprio fornitore dell'acqua piuttosto che il proprio medico di base. Chi può dire che non abbia un disturbo da gioco d'azzardo, e se lo avesse anche noi avremmo delle difficoltà e patiremmo delle situazioni impreviste. Queste iniziative sono importantissime perché la socialità fa bene, perché condividere tra l'altro poi informazioni sul benessere, sugli stili di vita, sulla prevenzione sono un'arma potentissima per fare in modo di crescere più forti come comunità, ma anche più sani come singoli. Grazie. Una delle cose che abbiamo imparato riguardo al mondo intorno a noi e riguardo anche a noi stessi è che siamo incredibilmente complessi e complicati e difficili da capire con uno sguardo solo. Un trucco che abbiamo sviluppato nell'arco di migliaia di anni di civiltà è
trovare modi per confrontarci, perché questo ci dà la possibilità di vederci da punti diversi e quindi capire cosa siamo in modo più completo. Immagina un prisma in cui la luce entra da un lato e si divide in 1000 colori diversi. Se tu vedi solo uno è facile pensare che è tutto solo blu o tutto solo rosso. In realtà non è nessuno di solo un colore. E quindi incontri come questo sono incredibilmente importanti perché fanno da prisma per i pensieri e il nostro mondo intorno e ci aiutano ad avere una comprensione migliore di chi siamo e cosa ci facciamo qui. Queste iniziative sono sempre interessanti, stimolanti. Quanto più ci troviamo a discutere, a sentire delle altre opinioni, ad essere tutti insieme in una stanza e non collegati con l'altra parte del mondo, quanto più litighiamo nel senso di polemos, facciamo crescere punti di vista, li confrontiamo, troviamo una sintesi in questo mondo che è fatto di bianco, di nero, di qui, di là, di schieramenti, trovare una sintesi, ascoltare le ragioni dell'altro, il punto di vista dell'altro, tanto più questo è importante e ci fa anche crescere come esseri umani. Sono felicissimo perché questa è una delle prime e più incredibili esperienze del connettoma sociale applicato. Questi eventi servono per far rete, per parlare, trovare una definizione di comunicazione comune che sappia prendere in cura tutti i nostri utenti e pazienti. Grazie. Sono molto importanti questi eventi perché ci permettono di creare in poco tempo consapevolezza educativa, consapevolezza digitale, ma soprattutto ci permettono di dare delle piccole pillole che possono essere importanti sia per i ragazzi, sia per i genitori, ma anche per le persone più adulte e anche gli anziani. Quindi è molto importante continuare a creare e innescare sempre questa piccola scintilla che possa aprire verso il benessere psicologico che è fondamentale in questo momento complicato della nostra vita. In un'epoca caratterizzata da velocità, fragilità e solitudine è più che mai importante riscoprire il valore dello stare insieme e discutere. Dialogare può essere oggi veramente un antidoto per uscire da queste condizioni, dicevo prima, di fragilità e solitudine che ci stanno opprimendo. E la solitudine e la fragilità oggi è forse una forma di dipendenza da cui bisogna liberarsi. Il tema delle dipendenze è un tema cruciale in una società in cui le persone sono infelici e sono infelici perché la società è ingiusta e le disuguaglianze aumentano e il senso di inadeguatezza aumenta. È bene parlarne, è molto importante ragionarne affrontando il tema da varie sfaccettature, è molto importante pensare al tipo di società in cui tutto questo accade per farne un pezzo di prospettiva di cambiamento della società, della vita collettiva, della politica. Ben ritrovate e ben ritrovati, entriamo quindi nel vivo dell'incontro di questa mattinata, un incontro che si intitola Confrontiamoci, proposte innovative contro il gioco d'azzardo. Abbiamo voluto questo scambio tra professionisti del settore della relazione d'aiuto proprio per socializzare e rendere patrimonio comune una serie di buone prassi e di progetti di eccellenza per la promozione della salute e il contrasto delle dipendenze, in particolare del gioco d'azzardo. E quindi, come vedete, ci sono diverse persone sedute qui con noi sul palco. Innanzitutto la dottoressa Arianna Camporese, che è la responsabile scientifica del progetto Cambio Gioco UL6. Benvenuta, grazie di essere qui. E poi ci hanno raggiunti a Cambio Gioco il dottor Luciano Gualzetti, che è direttore della Caritas Ambrosiana e presidente della Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II. Benvenuto. È con noi anche il dottor Aniello Baselice, che è presidente dell'Osservatorio del disturbo da gioco d'azzardo della Regione Campania. Grazie dottore. E infine il dottor Stefano Alemanno, che è Media Educator e fondatore del progetto Good Gamer della Regione Toscana. Grazie dottore. Bene, dottoressa Arianna Camporese, a lei un primo commento per introdurre i contributi che ci verranno portati dai nostri ospiti. Buongiorno a tutti. Allora, questa mattina arrivando sotto una pioggia veramente importante,
mi raccontava un po' una storia, che è la storia di quella che è la mia esperienza di terapeuta. Io sono un medico psichiatra e nella mia vita non pensavo neanche di lavorare nelle dipendenze. Quando ho cominciato a studiare pensavo di fare altre cose, ma poi la vita, che ha più fantasia di noi, mi ha portato in questo mondo in cui io sono molto contenta di esserci arrivata, e pensavo a come ho conosciuto i primi giocatori, e devo dire che sono i giocatori che sono arrivati a me, perché mi sono accorta nei primi anni 2000, quando mi ero appena approcciata nel Dipartimento Dipendenze, che molte persone che magari uscivano da una dipendenza da sostanze come l'alcol, l'eroina, cominciavano a raccontare che però sì, stavano bene, però cominciavano a spendere un po' troppi soldi, perdevano il controllo, e quindi mi ricordo che il mio vecchio, direttore di dipartimento, gli chiesi il permesso di cominciare a chiedere qualcosa a queste persone, e però avevamo un problema, perché queste persone erano un po' invisibili e non potevo aprire la cartella perché non erano nei LEA, nei livelli minimi assistenziali, per cui dovevamo guardare, curare, vigilare, ma forse non dirlo neanche troppo che facevamo queste cose. Per fortuna dal 2012, col decreto Balduzzi, finalmente anche il gioco d'azzardo è riconosciuto appunto nei LEA, e quindi abbiamo potuto veramente mettere il naso in questo fenomeno, che però era presente veramente da molto molto tempo, ed è lì ci siamo anche, accollati nei servizi questa fascia d'utenza che ha delle caratteristiche chiaramente anche diverse da come noi eravamo stati preparati ad accogliere un certo tipo di utenza, e poi un po' alla volta le istituzioni ci sono venuti dietro. Diceva prima il sindaco, chiaramente nei comuni cominciano ad avere nei loro servizi socioassistenziali molte persone, ad esempio, che vanno a chiedere dei contributi economici, quindi arrivano anche alle istituzioni, arrivano ai medici di base, perché magari chiedono molte giornate di malattia, perché sappiamo ci sono le comorbidità con patologie psichiatriche, con l'alcol, per dirne una, ecco. E quindi è una storia che cresce, e questa è una storia che va in parallelo anche a quello che è stato il mio percorso da terapeuta, e perché siamo arrivati oggi a confrontarci su questo, ed è una cosa che sono anche orgogliosa, sono contenta, perché una volta facevamo anche fatica a parlarci di queste cose, prima tra noi servizi, poi nelle precedenti edizioni abbiamo fatto delle tavole rotonde quasi tra servizi, poi provinciali, poi ci siamo allargati a chiedere ai colleghi della regione cosa facevano alle altre USL, e quest'anno, quando con il comitato scientifico ci siamo detti dai, facciamo la terza edizione, ma cosa facciamo quest'anno? Perché non proviamo a mettere insieme anche quello che viene fatto nel resto d'Italia? Noi sappiamo che il progetto Cambio Gioco è il progetto dell'U6, ma poi ci sono almeno altri progetti nella nostra regione Veneto e altrettanti a livello nazionale, e quindi, abbiamo la fortuna di aver avuto questi finanziamenti, che però sappiamo anche che non sappiamo per quanto ci saranno, probabilmente un altro anno, e poi sarà tutto da rimettere in discussione, e andiamo a vedere cosa succede nelle altre realtà d'Italia. E quindi chiaramente non potevamo invitare tutti, però abbiamo scelto 3 voci che per noi potevano essere rappresentative. Anche a livello geografico è stata fatta una scelta proprio per attraversare l'Italia come l'abbiamo attraversata in questi giorni, perché è stato per me anche bello avere persone in presenza, però parlare con tante persone che ci scrivono un po' da tutta Italia, perché questa modalità online, e noi parliamo di rete, ne parliamo anche molto male, ma la rete, alle volte ci sostiene, ci aiuta, ci mette in connessione. Forse il problema è come la usiamo, dare un senso alle cose che facciamo. Quindi penso che questa mattina mi piacerebbe che arrivassimo a un senso proprio di capire quali sono delle buone prassi che possiamo mettere insieme aiutandoci. Grazie mille, dottoressa. Proprio un incontro quindi coerente anche col titolo di questa terza edizione, che è appunto Connettiamoci, facciamo rete. E allora lasciamo la parola al dottor Luciano Gualzetti, che vi abbiamo già presentato prima, direttore della Caritas Ambrosiana e presidente della Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II, proprio perché ci porti una testimonianza delle modalità che funzionano particolarmente bene nella vostra realtà per aiutare queste persone, e che possiamo raccontare al nostro pubblico e anche agli altri servizi per renderle capitale comune.
Bene, grazie a tutti e a tutte dell'invito. Io sono qua, come è stato detto, come direttore della Caritas Ambrosiana e presidente della Consulta Nazionale Antiusura. Allora, quando si sono incontrate queste due realtà? Quando nel 2004, come Caritas Ambrosiana, noi ci siamo accorti che molte persone entravano in questo processo di impoverimento tentando di reagire alla povertà in una maniera un po' irrazionale, soprattutto da un lato indebitandosi, quindi cercando di trovare la soluzione per mantenere il proprio standard di vita o contrastare questo scivolamento verso la povertà, appunto ricorrendo ai debiti. E quindi lì è nata l'esigenza di strutturarci come Caritas con degli strumenti che potessero affrontare un processo di indebitamento che diventava sovraindebitamento e che rischiava di cadere l'usura, con degli strumenti un po' più mirati a questo tipo di processo, che va da una situazione personale di forte disagio e di ansia di fronte ai debiti che uno contrae, o così un disagio personale verso appunto l'incapacità di gestire situazioni di impoverimento, con il ricorso appunto ai soldi facili. Allora si parlava di finanziare dei tergicristalli, cioè tu appena c'era sempre qualcuno che poteva offrirti del denaro facile, allora era molto più facile indebitarsi, ma appunto poi questo poteva portare al processo di indebitamento. Ma un'altra reazione, un'altra strada che si imboccava era quello dell'azzardo. Cioè noi abbiamo scoperto da subito che l'azzardo poteva essere una causa del processo di indebitamento, perché si giocavano i pochi soldi, ma anche un effetto. Cioè, io sono indebitato, mi sto impoverendo, voglio contrastare questa cosa e cosa faccio? Tento la fortuna. Questo è un dato che abbiamo letto subito, siamo stati aiutati anche a capire da esperti che appunto non si doveva e non si poteva intervenire solo sul piano economico, ma c'era un altro problema. Cioè, noi dalla Caritas abbiamo imparato che non possiamo più accontentarci con un pacco viveri, con un contributo, di aiutare una persona. Dobbiamo riconoscere le cause che hanno portato una persona a chiedere un aiuto alla Caritas. Ecco, in questo caso ci trovavamo di fronte non necessariamente alle persone più povere, ma anche al cosiddetto ceto medio, anche appunto a persone che magari un minimo di reddito l'avevano mantenuto, o anche persone che il reddito l'avevano alto, ma che erano entrate appunto in un circolo vizioso dove c'era un'incapacità di percepire appunto dove si trovavano dal punto di vista economico. Anche persone con redditi molto alti rompevano questo equilibrio che ci deve essere tra entrate e uscite, no? E questa cosa veniva aggravata dal gioco d'azzardo. Sempre di più il gioco d'azzardo poi è entrata in questo loop, diciamo così, di un'offerta infinita. No, prima erano tante le offerte fisiche, adesso è arrivato l'online, c'è una sproporzione, cioè non so quanti siano le possibilità di gioco d'azzardo sia fisico che online, che intrappolano molte delle persone che noi abbiamo poi, che incontriamo nei centri di ascolto o nei centri di ascolto di Caritas o nei centri di ascolto delle fondazioni antiusura. E tutto questo viene chiaramente incrementato da interessi che sono certamente di società che vogliono fare lucro su queste situazioni, o su questo, quindi c'è un comparto economico che ha delle grosse responsabilità, nel senso che vuole fare guadagni, è il suo mestiere,
ma dall'altra parte c'è uno Stato che tenta di fare cassa. Il problema è che questa cassa è ferma ai 10 miliardi che in qualche modo aveva messo nella prima finanziaria, quando nel 2002 lo Stato ha fatto la scelta di entrare e regolamentare con la forma delle concessioni il gioco dell'azzardo. Però noi del terzo settore, adesso non è che voglio fare barricate, noi, loro, eccetera, però noi ci troviamo, anche perché nel pubblico poi c'è una parte di pubblico che invece cerca di affrontare il tema dell'azzardo non dal punto di vista erariale ma dal punto di vista della salute. Però noi ci troviamo di fronte, sembra una lotta contro i mulini a vento, dove appunto ci sono delle logiche di investimenti, di offerte di gioco d'azzardo, online, adesso anche la pubblicità viene scavalcata e viene consentita dopo aver conquistato anni fa il divieto. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione veramente con un senso di impotenza, a volte è frustrante, dove noi segnaliamo, appunto partendo dalle situazioni delle vittime, di quelli che rimangono intrappolati. Poi è vero, su 18 milioni e mezzo di persone che giocano almeno una volta all'anno, solo 1,5 milioni sono vittime di gioco d'azzardo patologico, e però più si allarga la platea, più probabilmente aumenteranno quelli che rimangono vittime del gioco d'azzardo patologico. Quindi se c'è una funzione che deve essere riconosciuta allo Stato e quindi al pubblico, è quello di prendersi le responsabilità soprattutto dei più deboli, non dei più forti che sono in grado di gestirsi da soli o di liberarsi da soli, o perché hanno risorse economiche o perché hanno un capitale sociale maggiore, eccetera. Questi 1,5 milioni che è intrappolata e che sono in una vera e propria dipendenza, bisogna occuparsene, bisogna vedere questo fenomeno e questa situazione da questo punto di vista. Quindi è quello che cerchiamo di fare noi della Caritas, noi delle fondazioni antiusura, che da subito ci siamo resi conto che non si poteva, ormai una persona su 2 di quelli che noi incontriamo nei centri d'ascolto hanno a che fare con l'azzardo. No? E quindi gioco forza abbiamo dovuto in qualche modo attrezzarci, cercando di rimandarli a una vera e propria cura, percorsi di cura, di presa in carico nei CERT, nelle realtà del terzo settore che si occupano di questi temi, sospendendo temporaneamente l'intervento economico, che pure va fatto perché i giocatori patologici poi arrivano da noi perché hanno dei grossissimi problemi economici, non ce la fanno più a reggere al recupero crediti, rischiano di perdere la casa, la prima casa, perché non riescono a pagare il mutuo, rischiano di essere sfrattati perché non riescono a pagare gli affitti, hanno dei grossi problemi economici. Però noi dobbiamo in qualche modo affrontare il tema economico in parallelo al tema della cura e alla rimozione della causa della dipendenza. Quindi, a proposito di rete chiaramente, e di connessioni, è molto importante mettersi insieme, tenendo sempre presente che la persona con la sua famiglia, magari col banchiere o il bancario che aveva fatto il prestito, magari appunto la parrocchia, quindi non solo le istituzioni che competenti che possono intervenire, quindi una rete veramente partecipata, perché la rete tiene quando tutti i nodi interessati sono legati tra di loro. Basta che manca uno, a volte manca la stessa persona che vogliamo aiutare e la rete non tiene più, perché si sfalda, si rompe e non contiene e non sostiene. E quindi il lavoro di rete è fondamentale, ma a proposito di lavoro di rete è importante che chi ha le responsabilità, quindi lo Stato che sta legiferando in senso opposto, perché adesso non elenco tutte le richieste che anche come Consulta abbiamo fatto insieme alla campagna Mettiamoci in Gioco, insieme a tanti altri che cercano di portare anche, non solo di curare la persona, ma di curare anche il sistema, cercando di cambiare anche le regole, le norme, che stanno andando da tutt'altra parte, mettendo al primo posto, appunto in modo scandaloso,
il dato economico, no? Il MEF che è diventato protagonista perché l'osservatorio è stato spostato di là, è stato chiuso da quello della salute, eccetera. Quindi stiamo cercando anche di agire a livello sistemico e di sistema, dove però lo Stato deve fare la sua parte in maniera coerente. E qui non ci siamo, cioè le lobby stanno... ma anche le lobby, diciamo così, le concessionarie o le aziende, perché poi ci sono dietro i tabaccai, quindi c'è un sistema economico, devono rendersi conto che stanno promuovendo una cosa che non è gioco, è azzardo, è scommessa. Ci sono di mezzo risorse, ci sono risorse economiche che impoveriscono le persone, ci sono di mezzo risorse relazionali che vengono messe in discussione, c'è un tessuto economico che rischia di saltare. Allora, se parliamo di rete, cerchiamo di coinvolgere in questa rete tutte le responsabilità, ma anche le concessionarie, anche il mondo economico e lo Stato devono prendersi queste responsabilità. Non si può tollerare che tutto ricada sulla responsabilità della persona. La promozione del gioco responsabile sembra che se non sei responsabile sei uno sfigato, perdi tutto, eccetera. In realtà non è una responsabilità solo personale, certo che c'è sempre la responsabilità personale, ma se parliamo di sistema dobbiamo in qualche modo renderci conto che bisogna cambiare i termini, quindi non chiamare gioco ma azzardo, dire che questi comparti sono improduttivi, arricchiscono soprattutto finanziari all'estero, quindi bisogna veramente rimettere un po' in ordine tutto un sistema. Una delle proposte che noi facciamo è appunto di una legge di riordino complessivo del comparto dell'azzardo, sia fisico che online, e quindi questo è un po' il ruolo. Poi come iniziative le fondazioni fanno tanto a livello di prevenzione, ne cito solo una perché oggi la presentiamo a Fare la cosa giusta come Caritas Ambrosiana a Milano, di un gioco, Breaking the Rules, che cerca di portare tutti i giovani, oggi è proprio la sezione dei ragazzi, a rendersi conto che il banco vince sempre, che si entra in una logica di dipendenza che si rompe solo cambiando le regole, ma ovviamente poi bisogna giocarlo. Ma per dire che poi appunto si fanno tante iniziative, questa è l'ultima e mi sembrava giusto almeno citarla. Grazie mille, dottor Gualzetti. Lasciamo subito la parola al dottor Aniello Baselice, che è presidente dell'Osservatorio per il disturbo da gioco d'azzardo della Regione Campania. A lei la parola. Allora, innanzitutto grazie per l'invito e sono particolarmente grato agli organizzatori per aver potuto direttamente, conoscere sul campo un'esperienza che stavo seguendo già da quando è iniziata, e credo che il tema di quest'anno è molto importante, considerando che la connessione soprattutto tra tutti coloro che in qualche modo sono interessati a promuovere salute, a tutelare anche la qualità della vita di milioni di cittadini è fondamentale. Credo soprattutto alla condivisione non solo delle riflessioni sui problemi, ma anche di quelle che possono essere strategie di intervento e buone prassi come quelle che la settimana di Padova ogni anno propone. Auguriamo quindi lunga vita a questa esperienza. Per quanto riguarda il mio ruolo, io porto qui il saluto dell'Osservatorio regionale, che è figlio di una legge regionale nata in pieno Covid nel 2020, e in qualche modo cercherò anche un attimo di ricollegarmi a un'immagine che è quella di Davide contro Golia. Noi abbiamo un Golia di cui si sta parlando in questa settimana. In Campania il Golia ha dei numeri preoccupanti, nella misura in cui la Campania detiene dei primati che vorremmo molto sinceramente lasciare alle spalle. Il primato per quanto riguarda il gioco online, il giocato, siamo la prima regione d'Italia col maggior numero di conti attivi, in più 16%, e battiamo la Lombardia, la Sicilia e la Calabria. Un primato che proprio di cui non siamo assolutamente fieri.
Abbiamo anche un primato, cioè siamo al secondo posto per il giocato fisico, perché ovviamente non potevamo, come dire, nel quadro dei primati lasciare spazio ad altri concorrenti. In più, a livello giovanile, da studi fatti dall'EPSAD, il CNR, nel 2022, la Campania è la regione dove si scontra la prevalenza più elevata del comportamento a rischio nella popolazione giovanile, il 6% rispetto alla media nazionale del 3%. E poi abbiamo anche un quinto della popolazione, delle persone, e crediamo anche delle famiglie, che sono seguite dai servizi pubblici per disturbo da gioco d'azzardo, con 3.400 assistiti dai 42 servizi per la dipendenza che esistono in Regione Campania, che garantiscono già un livello di prima accoglienza. Quindi già partendo da questo, ovviamente consideriamo che la legge regionale ha dato il via a tutta una serie di iniziative dal 2020 che vedono chiaramente, si calano in una situazione dove dobbiamo distinguere da ciò che c'era in Campania prima dei LEA e dopo i LEA. Prima dei LEA sicuramente c'era l'attività sperimentale, anche volenterosa. Sentivo prima anche come ci si è attivati qui a Padova, quando all'interno dei servizi emergeva con chiarezza come l'azzardo fosse un altro problema non visto, perché non avevamo noi la capacità di leggere questa realtà, ed era anche spesso, è stata spesso ed è spesso causa di ricaduta in vecchi comportamenti. E allora in qualche modo questo ci permette anche di dire che prima dell'avvento dei LEA, in Campania, al di là di qualche iniziativa sperimentale dei servizi pubblici, c'è stato un privato sociale che in qualche modo, grazie alla collaborazione anche col mondo delle fondazioni, ha cominciato ad attivare con dei progetti finanziati col Fondo Lotta alla Droga, quando c'era, della Regione Campania, una serie di iniziative interessanti. La svolta sicuramente è con i LEA, perché oggi abbiamo, come avete visto, un dato che è sicuramente sottostimato, è una punta, ma proprio una punta, quella sopra dell'iceberg, del numero di persone, io oserei dire di famiglie, che oggi sono nelle grinfie di Golia. Se consideriamo che in alcune province, consideriamo che Napoli, Salerno e Caserta sono le principali province dove c'è un notevole fatturato rispetto al gioco, dove le giocate sono molto elevate, in alcuni comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, Salerno come provincia batte addirittura Napoli. E se andiamo in qualche piccola località, anche che ha una spesa media, un reddito medio di 17.000 euro, troviamo delle famiglie che addirittura spendono, in alcune famiglie si arriva a spendere addirittura 12.000 euro pro capite, cioè in alcune comunità. Allora questo ci fa anche capire come purtroppo nel Golia non c'è solo quello che è un mercato legato al gioco pubblico, ma c'è una grandissima infiltrazione anche mafiosa, camorristica, della malavita, che chiaramente utilizza anche l'azzardo, soprattutto l'azzardo online, come fonte di riciclaggio e di lavaggio di capitali sporchi. Questo è uno dei dati che purtroppo in Campania abbiamo e su cui ovviamente come sistema anche legale, come regione, siamo impegnati ad approfondire, ad accendere i riflettori. L'osservatorio è partito operativamente dal luglio 2023 e diciamo che si sta molto muovendo sulla ricognizione di quelli che sono i bisogni di potenziamento anche dell'attività dei servizi, grazie anche a quelli che erano i fondi e alla programmazione che ci ha permesso il Fondo Nazionale per la lotta all'azzardo, e anche grazie al supporto di quello che del FU, Osservatorio Nazionale per il contrasto dell'azzardo e della dipendenza grave. E questo è un momento anche molto importante per andare a sviluppare un lavoro che coinvolge anche, per la composizione che ha l'osservatorio, anche il mondo dell'imprenditoria del gioco. Noi abbiamo qualcosa come 6.000 operatori che lavorano nei centri scommesse, nei punti di vendita di offerta del gioco pubblico.
Una, diciamo, caratteristica della legge regionale è l'obbligatorietà della formazione dei gestori e degli addetti. Su questo siamo molto impegnati a far sì che questa legge venga applicata e che la formazione sia veramente diciamo, un obiettivo da condividere anche con il mondo della imprenditoria. Quello che poi ci permette anche di fare una riflessione è soprattutto il passaggio che noi stiamo cercando di fare attraverso la valorizzazione anche dell'integrazione sociosanitaria. C'è un terzo settore molto attivo, c'è una grande rete anche di interventi, di progetti a livello territoriale che sicuramente grazie alle fondazioni per la lotta all'usura e per il sovraindebitamento sta portando avanti tutta una grande serie di iniziative di sostegno anche alle famiglie in difficoltà. Abbiamo preso anche in considerazione anche un altro aspetto importante, la capacità di interloquire anche col mondo dei giovani. È un'attività che oggi ci sta prendendo, ovviamente, ci sta interessando perché grazie ad alcuni progetti ci sono alcuni servizi che stanno attivando delle helpline anche attraverso il sistema della comunicazione multimediale, attraverso i social media, attraverso WhatsApp, per, diciamo, agganciare tutto quel mondo dei giovanile che oggi non si rivolge ai servizi. Diciamo che la nostra età media va da sopra i 25 anni, in qualche modo, 20-25 anni. C'è tutta la fascia dei maggiorenni o degli under 18 che ai servizi pubblici oggi non arriva. E questa è un'altra delle grandi sfide che come sistema dei servizi, e quando parlo di sistema dei servizi, noi vogliamo dire, ci interessiamo, facciamo riferimento a un'integrazione pubblico-privato-sociale, dobbiamo in qualche modo vincere. Quindi riuscire a entrare attraverso, diciamo, la nostra formazione, e qui è un'altra parola chiave, per riuscire a interloquire con strumenti diversi da quelli che sono attualmente, diciamo, le nostre modalità di incontro. La stagione delle unità mobili sicuramente è importante nella misura in cui anche in grandi centri commerciali delle ASL come l'ASL di Salerno e l'ASL di Caserta attraverso gli operatori dei dipartimenti delle dipendenze sono presenti in alcune sale bingo dove hanno fatto formazione sia degli operatori del gioco sia anche contatto diciamo attraverso dei corner, delle presenze sistematiche continuative per individuare e agganciare anche diciamo, persone che in qualche modo hanno bisogno chiaramente di un orientamento, di una consulenza. Questo diciamo, è un protocollo che le due ASL, è un protocollo sperimentale, hanno messo in atto dal 2023 e sta dando dei risultati interessanti e che vorremmo ovviamente potenziare. Un'altra grande campagna di comunicazione su cui stiamo lavorando è quella della pubblicizzazione dell'autoesclusione dal gioco online, che è una delle risorse che forse noi sottovalutiamo, ma su cui dobbiamo assolutamente investire. Questo è uno dei prossimi obiettivi che noi come osservatori, ma anche come dei sistemi di servizi in Campania stiamo sviluppando. Un'altra, mi si diceva prima l'importanza di buone pratiche. Bene, allora parto dall'esperienza di essere un operatore di un servizio pubblico. Sono presidente dell'osservatorio, ma lo sono in virtù soprattutto del lavoro che dal 2000 sto portando avanti in Campania nella mia realtà aziendale, che è l'ASL di Salerno. Abbiamo diciamo, avviato una programmazione, permessa anche grazie diciamo, al Fondo Nazionale diciamo, sull'azzardo, che investe su tre aspetti. Uno è quello di cui vi ho parlato prima, che è l'intervento on-site sui luoghi di gioco fisico. L'altro è la formazione degli operatori dei servizi interessati, che sono i SERT, la neuropsichiatria infantile, la salute mentale, i servizi consultoriali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e anche gli operatori del terzo settore in programmi di identificazione precoce del disturbo da gioco d'azzardo, con una finestra molto aperta a quello che oggi è l'evoluzione del gaming in gambling. Si parlava prima no, delle loot books, si parla una volta delle ticket redemption, eccetera. Su questo con l'Istituto Superiore di Sanità abbiamo fatto un'esperienza negli anni 18
18-20, poi slittata al 21 per via del Covid, di una formazione proprio su questo, dove tutti gli operatori dei SERD della nostra azienda sono stati formati proprio per cominciare anche a mettere su dei programmi di identificazione precoce. Questa esperienza oggi si sta disseminando in Campania, sono altre 2 o 3 ASL che stanno attivando questo programma in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. È un programma di identificazione precoce che inizialmente chi lavora in alcologia sa che è stato portato avanti sull'alcol, però sappiamo benissimo che oggi trovare un giocatore d'azzardo puro è come voler cercare ancora oggi un alcolista puro. E allora, quello che in qualche modo oggi è una grande sfida e scommessa per noi, scusate se uso termini ma che sono forse usati in chiave positiva in questo senso, è quella di uscire fuori dalla logica degli interventi settoriali, perché sicuramente quello che oggi è o può essere un disturbo da gioco d'azzardo in una persona che ha smesso da tempo di non farsi più di cocaina, non usare più alcol, sicuramente è un altro switch in quella che è una carriera che ovviamente attraversa stagioni differenti. E allora questo rimette in discussione anche il nostro approccio, un discorso più ampio, per amor di Dio, ma anche di approccio al servizio, di avere una capacità di lettura sistemica, complessiva, a 360 gradi, di quella che è il terreno culturale ma anche neurobiologico, biopsicosociale delle addiction, e in questo senso ci stiamo in qualche modo attrezzando. D'altra parte, quello che vi dico nasce anche da un'altra esperienza diciamo di buona prassi che in Campania abbiamo fatto. Noi normalmente abbiamo avuto sempre il fenomeno della mobilità, come dire, passiva, cioè in situazioni complicate di azzardo o di problemi anche di alcol, c'era la migrazione verso le regioni del nord. In modo particolare io mi sono formato qui in Veneto e soprattutto in Friuli, quando c'erano i reparti di alcologia anche ospedalieri che ovviamente si interessavano di questi problemi. Paradossalmente oggi la Campania attiva un servizio residenziale pubblico in una situazione in cui i servizi stanno in grandissima difficoltà per personale, per risorse ed altro. Siamo riusciti ad attivare, grazie anche al Fondo Nazionale Lotta alla Droga, ma che oggi andrà oltre, essendo un servizio andato a pieno regime, residenziale pubblico di un modulo da 3 a 6 mesi, dove ovviamente facciamo dei programmi di intervento sulle addiction multidimensionali, ma con forte prevalenza del disturbo da gioco d'azzardo, sia fisico sia online. Abbiamo accolto da giugno 2022 55 utenti, di cui ben 22 hanno un problema con l'azzardo. E ovviamente il lavoro che stiamo facendo è un lavoro dove lavoriamo molto con un approccio biopsicosociale, dove valorizziamo sicuramente il lavoro della ristrutturazione cognitiva, la capacità di lavorare su quelle che sono delle competenze, sulla decision making, il problem solving, le life skill, ma anche attivare la rete sociale con i gruppi di automutuo aiuto, il sostegno delle fondazioni per quanto riguarda il programma di riabilitazione finanziaria. La Campania credo che sia stata una delle prime regioni, prima nel campo del privato sociale, oggi anche da parte dei servizi pubblici, in cui si valorizzano le partnership con le fondazioni, perché la riabilitazione socio-economica è uno dei perni del programma di trattamento, perché si coinvolge la famiglia e si coinvolge anche una rete di stakeholders. Interessiamo anche le banche che ovviamente possono essere interessate, interessiamo tutti i caregiver che in qualche modo sono, diciamo, nella rete di prossimità di quella che è una famiglia o di una persona che ha un disturbo d'azzardo. Ecco, questo diciamo è una panoramica povera di quella, diciamo, una serie di attività che in qualche modo i Davide della Campania stanno cercando di fare rispetto a quello che è il Golia di un mondo di cui in questi giorni avete, come dire, esaminato tutti i vari aspetti. Però, insomma, se riusciamo a trovare la fionda quando la troviamo, qualche colpettino a Golia glielo molliamo. Grazie, dottor Basilici. Passiamo la parola e il microfono al dottor Stefano Alemanno, che è Media Educator, fondatore del progetto Good Gamer Toscana, che ora ci racconterà. Beh, intanto grazie dell'invito.
è un piacere ritornare qui a Padova e io ho lavorato varie volte non solo a Padova ma anche nell'area intorno, Monselice, Colle Euganei, eccetera. Allora, io sono, però farò un intervento e vi presenterò un progetto che è abbastanza fuori da quelli che sono stati raccontati fino adesso, perché io non mi occupo di gioco d'azzardo, ma mi occupo di videogiochi, mi occupo di gaming, che come già è stato accennato prima, può essere anche prodromico di quello che poi sarà uno sviluppo del gioco d'azzardo, ma nell'accezione su cui mi sono impegnato a lavorare io e ho sviluppato per 3 anni con la Regione Toscana un progetto abbastanza dettagliato che poi vi andrò a raccontare, la ritengo un'enorme risorsa se affrontato in una certa maniera, se costruito e utilizzato per lavorare con gli adolescenti, coinvolgendoli in processi molto precisi. Vi do intanto una serie di numeri che penso possono essere utili per quanto riguarda un inquadramento di quello che rappresenta oggi l'azienda, l'industria, il mondo dei videogiochi. Stiamo parlando, dati 2023, perché quelli del 2024 usciranno fra poco, 13 milioni di videogiocatori in Italia. 31% della popolazione. La fascia di videogiocatori più interessante, più importante numericamente è quella che va dai 15 ai 24 anni. E un dato interessante che mi è saltato subito agli occhi quando ho cominciato a lavorare in questo settore è che in realtà sono tantissime le ragazze, le donne che videgiocano, cioè che utilizzano i videogiochi. Stiamo parlando del 38% del numero dei videogiocatori in quella fascia d'età, quindi un numero il fatto che le ragazze non giochino o le donne non giochino non è affatto vero, ovvero videgiocano. Un altro dato importante, quello che rappresenta oggi l'industria del videogioco. L'industria del videogioco a livello mondiale fattura più di quella del cinema, della musica e delle fiction televisive, delle piattaforme tipo Netflix, messe insieme. Stiamo parlando di 200 miliardi di dollari a fronte di altri settori come cinema e musica che sono molto inferiori. Questo per darvi un'idea di quello che è il panorama oggi del mondo del gaming. Quello che... ok, sì, se vuoi... Perfetto, riesco anche a gestirlo con questo, benissimo. Allora, io ho iniziato a lavorare con la Regione Toscana su fondi del gioco d'azzardo patologico per presentare e promuovere un percorso che aveva 3 aspetti fondamentali su tutta la Regione Toscana: formazione degli operatori, prevenzione con gli adolescenti di quello che possono essere rappresentare gli strumenti del gaming e dei videogiochi, e terapia, ovvero come si possa fare terapia attraverso i videogiochi. Questi sono stati 3 aspetti che io ho ampiamente affrontato in tutta la regione. Iniziamo dal primo, quello della formazione. È molto importante per me condividere con gli operatori dei vari servizi e del privato sociale i linguaggi dei videogiochi, perché chiunque ha a che vedere oggi con un adolescente si rende conto che se non sa un minimo di avere un'alfabetizzazione di quelli che sono i termini ricorrenti nei videogiochi, va poco lontano. Viene subito in qualche modo, come dire, non tanto individuato, ma preso in considerazione relativamente, ma tanti altri sono gli aspetti che abbiamo affrontato in questa formazione online, che ha visto coinvolte quasi 600 operatori afferenti da tutta la regione, utilizzando ovviamente l'online per fare questo tipo di percorsi terapeutici, formativi e informativi, cioè abbandono scolastico, ritiro sociale. Il discorso dei videogiochi è molto presente nell'abbandono scolastico e nel mondo di quello che è definito hikikomori, cioè quei ragazzi che hanno abbandonato tutta una serie di relazioni e di rapporti. Il videogioco rappresenta forse l'ultimo legame che gli permette di avere ancora un'interazione con un mondo parallelo, un mondo reale. La game addiction, la rabbia, l'aggressività. Un'altra cosa molto importante, io ho coinvolto in questa formazione anche operatori che lavorano e creano videogiochi, cioè che ti raccontano dall'interno come è costruito e come è strutturato questo ambiente, questo mondo che sono quello dei videogiochi. E così via, gli sport, e soprattutto stati coinvolti tutti quelli che sono i professionisti che lavorano con gli adolescenti, ovvero educatori, neuropsichiatria infantile, assistenti sociali, ma anche operatori sportivi che lavorano nelle strutture del territorio. Sempre nell'ambito della formazione, un altro degli aspetti, io sono un media educator, sono un pedagogista, ho lavorato per tantissimi anni, continuo a lavorare nel discorso, nell'operatività di quelli che sono non solo i linguaggi ma anche la professionalità degli operatori che ci lavorano con le cooperative sociali del territorio della Toscana. Abbiamo chiesto a una dozzina di cooperative di mandare almeno 3 o 4 dei loro operatori per essere formati
su alcuni strumenti e piattaforme social, qui ne vedete alcuni che sono elencati, questi qua, Kahoot, Canva, Mentimeter, sono strumenti molto semplici, molto facili da usare, ma servono tantissimo per costruire gruppo, per interagire con gli adolescenti, per fare tutta una serie di operazioni che spesso si affiancano all'utilizzo della parola e al coinvolgimento emotivo e operativo dei ragazzi. Quindi insegnare agli operatori delle cooperative l'uso di questi strumenti gli permette poi di interagire con loro, con gli adolescenti, con una consapevolezza molto superiore rispetto a quello che è la loro tradizionale modalità di affrontare e di interagire con gli adolescenti. Questa era la formazione, poi abbiamo fatto un grossissimo lavoro di prevenzione. Altra premessa. Io mi occupo di digitale e di piattaforme social da tantissimi anni. Per me la prevenzione non è tanto e soltanto il gridare al lupo, state attenti, questo è pericoloso, questo fa male, questo qua, ma fondamentalmente andare dall'altra parte dello schermo, ovvero insegnare ai ragazzi come si usano queste piattaforme. C'è un progetto che ho fatto anche qua in Veneto che si chiama Youngle, che è tuttora presente in tutta la realtà italiana con 20 servizi online, in peer-to-peer, in cui adolescenti danno la loro disponibilità per chiacchierare su una piattaforma di nostra proprietà con altri loro coetanei di tutti i loro problemi. È una piattaforma che ha un enorme successo. Ecco, da questa logica è venuto naturale fare anche un intervento sul gaming, dove non si parla dei videogiochi ma si realizzano. Cioè si entra dentro, si mette le mani, ci si sporca le mani, non solo l'operatore ma soprattutto i ragazzi, e si impara a utilizzare i videogiochi, perché chiaramente questo gli permette non solo di capire quali sono le logiche all'interno di quelli che invece li vedono tranquillamente essere dei passivi fruitori di questo tipo di strutture aziendali. I videogiochi sono delle macchinette infernali da un punto di vista industriale, ma si devono conoscere, si devono capire e soprattutto lavorare a livello di scuola, a livello di classe, in gruppo, non più a livello individuale. Abbiamo usato delle piattaforme gratuite, Develop e Twine, abbiamo insegnato ai ragazzi a costruire dei videogiochi con delle avventure grafiche a Bevi, tutta una serie, e dei platform, tanto per capirsi, per chi conosce questo tipo di mondo, il Super Mario è un platform, ovvero dei giochi che siano molto semplici da realizzare, ma di cui vada studiato la grafica, la realizzazione, la sceneggiatura, la creazione dei personaggi, quindi un vero e proprio lavoro di costruzione di quello che è questo, che rappresenta poi il classico videogioco. Ne abbiamo realizzati 11 in 10 istituti superiori. Si va dalle cose tipo il viaggio di Dante, dove in realtà Dante è innamorato di una ragazzina che si chiama Beatrice e non riesce mai a conquistarla, deve sempre andare avanti, superare tutta una serie di ostacoli, di piattaforme, per arrivare poi a avere una relazione con lei, e ci riuscirà ovviamente solo in paradiso, se però riesce a concludere il videogioco. Agenda 2030, Soldati in fuga, a Pisa, che è nel nord della Toscana, c'è un istituto professionale aeronautico e hanno un aereo che è messo come cimelio davanti alla scuola. I ragazzi hanno sviluppato una storia a bivi, un'avventura grafica, nella quale un paracadutista americano viene fatto prigioniero e deve andare oltre le linee per ricongiungersi con i suoi, ed è tutta una serie di sfide che vengono fatte. Pisa non si piega, è molto divertente perché c'è una grande rivalità fra Pisa e Livorno in Toscana, e quindi questi sono dei tifosi del Pisa che devono andare a seguire una partita a Livorno e devono affrontare tutta la Toscana, dove ci sono tutti gli altri nemici che gliele fanno di tutti i colori. Non contenti, abbiamo fatto anche una prevenzione per le medie inferiori. Among Us è un giochetto che tutti conoscono se hanno dei ragazzini, dei figli, dei nipoti di 12, 13, 14 anni. Noi abbiamo staccato la corrente, gli abbiamo lasciato solamente l'idea di Among Us e li abbiamo fatti giocare a scoprire qual era il personaggio che si era infilato e stava contrastando tutti quanti, e questo permetteva poi di riflettere, di approfondire perché questo si comportava in questa maniera, sul bullismo, tutta una serie di comportamenti che impedivano agli altri di videogiocare o di giocare andando avanti. Chiudo questa mia breve carrellata con il discorso della terapia. Io ho conosciuto nel corso delle mie attività una realtà a Brescia di un operatore molto bravo, si chiama Francesco Bocci, che ha inventato questa attività che si chiama Video Game Therapy, ovvero la possibilità di affiancare l'adolescente nel momento in cui videogioca.
e permettere di capire che cosa accade nel momento in cui il flow, cioè la possibilità di essere dentro il gioco, e che gli riveli tutta una serie di atteggiamenti, di comportamenti attraverso di non serious game, cioè giochi fatti apposta per, ma i veri reali videogiochi, quelli che sono le sue relazioni, le sue capacità, le sue reazioni su determinati stimoli che ha, e quindi poi riparlarne quando sta facendo il percorso terapeutico di quello che è accaduto, di quello che l'operatore ha vissuto insieme nel flow del videogioco. Noi abbiamo fatto una serie di formazioni specifiche a psicoterapeuti, medici e educatori che lavorano nell'area, ad esempio, della Toscana. Abbiamo attualmente 2 hub operativi, uno a Firenze e uno a Siena, che utilizzano questo strumento. E questi sono alcuni dei giochi seri, reali, che si possono utilizzare per fare questo tipo di intervento. To the Moon parla di autismo, Life is Strange è bellissimo, un gioco nel quale ci si può permettere di reinterpretare il proprio passato. Immaginatevi per un adolescente problematico che cosa significhi poter ridiscutere, poter riaffrontare quello che sono stati i propri vissuti in una certa situazione. Unravel 2 è un altro gioco bellissimo perché si gioca in 2 ma si è legati, e quindi l'azione di uno aiuta l'altro o ostacola l'altro per affrontare e arrivare a raggiungere un obiettivo. L'ultimissima cosa, e con questo chiudo, stiamo lavorando, a proposito di gioco d'azzardo, su un podcast con un servizio dell'area toscana, dell'area fiorentina del Mugello, ovvero i nostri operatori che utilizzano questo strumento hanno scoperto che c'è un ragazzo, un influencer della zona che gioca online ed sta facendo un mucchio di soldi, a quello che lui dice, e quindi è molto seguito dagli studenti del territorio. Quindi sono andati a intervistarlo e stanno costruendo un podcast dove lui racconta le sue grandissime esperienze, gli operatori del CERT smontano tutto quello che lui dice in un confronto all'americana, che è il podcast che sarà il primo numero di una serie, ne faremo 4, che uscirà a breve, fra l'altro poi vi girerò il collegamento, ma è di nuovo una piattaforma, uno strumento molto particolare, molto seguito dagli adolescenti, sul quale si può cominciare a parlare di queste cose. Grazie. Grazie a lei, dottore. Allora, se siete d'accordo, facciamo una domanda secca e molto veloce a ciascuno, ripartiamo pure da lei, facciamo il percorso inverso con il microfono, molto brevemente, perché ci sono arrivati anche molti stimoli da casa, e quindi veramente in una battuta a ciascuno. Cominciamo proprio dal dottor Alemanno. Ci sembra molto che le modalità che voi utilizzate siano quelle non di fare la lezione ai ragazzi o la predica, ma appunto quella educativa, di stare con loro. Riesce a spiegarci in poche parole i vantaggi della modalità peer-to-peer? Beh, la modalità peer-to-peer, fermo restando che l'altra modalità, che è quella delle life skills, è fondamentale, importantissima, ma sia per i miei vissuti operativi e professionali, sia per la mia esperienza, il rapporto peer-to-peer è fondamentale. Faccio un esempio anche forse più semplice da comprendere, forse noi non ci rendiamo conto, ma tutto quello che stiamo utilizzando come piattaforme social si basa sul peer-to-peer. Io sfido chiunque di voi a fare un viaggio senza aver consultato chi c'è già stato. Non va in agenzia di viaggio, ma va a vedere chi è stato in quel posto, chi ha mangiato in quel ristorante, come si è comportato, quindi in qualche modo costruisce il proprio percorso su un'esperienza di un pari. E questo avviene su tutte le piattaforme social che noi possiamo. Amazon ti consiglia una serie di cose in base a quello che hanno letto gli altri. Ti potrebbe interessare questa aspirapolvere perché l'hanno comprata altri, e vai subito a leggere come si sono trovati con quell'aspirapolvere. Tradotto nel mio mondo significa che se io sono un adolescente, come primo impatto, come primo ascolto, come prima voglia di incrocio, ho molta più voglia di stare a ascoltare un mio coetaneo che magari ha avuto un'esperienza analoga e che mi dice che cosa è stata la sua esperienza, per poi eventualmente, sempre seguito dal consiglio del peer, perché non ne parli con qualcun altro con cui io sono in rapporto. E ad esempio uno degli strumenti che per me è fondamentale avere la peer education per veicolare le informazioni sui servizi del territorio. Quindi la vostra competenza specifica è proprio quella di conoscere questi meccanismi e Esatto. utilizzarli per la prevenzione direttamente con i ragazzi. Grazie mille, grazie dottore. E poi una domanda per il dottor Baselice, perché Simone ci chiede cosa si intende per autoesclusione dal gioco d'azzardo e come fate voi a attivare questo meccanismo nei giocatori? Sempre in una battuta, so che Sì, no, è vabbè, difficile. l'autoesclusione riguarda i siti online, siti legali.
il giocatore che decide a un certo punto di stoppare il suo rapporto con il gioco online può, diciamo, sul suo sito che utilizza, fare una procedura, c'è nell'home page del sito, che vale in modo trasversale per tutti i siti. Una volta funzionava solo per il sito dove ovviamente era agganciato il conto di gioco. Adesso, se io decido di fermare e non giocare in più, nel momento in cui aderisco, c'è una modulistica, c'è tutta una procedura per farlo, automaticamente tutti i siti riconosciuti dall'ADM praticamente per 3, 6, 9 mesi o anche a tempo indeterminato io sono certificato per l'autoesclusione. Non posso accedere a nessun sito legale. Quindi voi accompagnate i giocatori ad attivare questa procedura? Sì, diciamo lo stiamo facendo già in molti servizi, adesso vogliamo potenziare proprio questa modalità. Stiamo studiando, ma questo dipende anche da quello che sarà il decreto di riordino del comparto del gioco fisico, anche di poter sperimentare in modo, come dire, a campione, una modalità anche per il gioco fisico, di fare l'autoesclusione. Grazie, molto interessante. E una domanda invece per il dottor Gualzetti. Lei ha citato l'idea di fare un appello alle istituzioni. Ci spiega meglio l'idea ed eventualmente quali soggetti sarebbero in rete per fare massa critica, per sottoscrivere insieme questo tipo di appello? Beh, le istituzioni sono a vari livelli. C'è quella statale, ovviamente, c'è tutta la parte normativa, quindi sul gioco fisico e l'online c'è un tema di regolamentazione, di accesso, no? Quindi conti online piuttosto che accesso fisico, noi diciamo può essere utilizzata anche la tessera sanitaria che può certificare intanto se sei maggiorenne o minorenne, perché poi c'è anche il problema che i minorenni non dovrebbero giocare, però entrano sia nei siti, a volte anche in quelli fisici. Quindi c'è tutta una serie di proposte che comunque abbiamo fatto, ma le istituzioni sono anche le regioni e i comuni, che devono essere lasciate autonome di poter regolamentare per esempio le distanze del gioco fisico, dei luoghi sensibili. C'è tutto il tema della compartecipazione degli utili. Adesso il 5% degli utili che dovrebbero, appunto, i fondi erariali potrebbero finire nelle casse delle regioni e dei comuni, questo creando un cortocircuito un po' pericoloso dal punto di vista dell'interesse o del conflitto di interesse, ma appunto bloccare e finalizzare questa compartecipazione per la prevenzione e la cura. E quindi ci sono tutta una serie di responsabilità che comunque noi chiediamo di assumersi, però cercando di mettere in ordine i valori. Prima la salute dei cittadini, che sono i più fragili, i più deboli, poi l'interesse dello Stato, che insomma ha interesse appunto a ricavare qualcosa dal punto di vista erariale, e in fondo l'interesse del comparto del privato, che chiaramente ha un legittimo interesse a guadagnare, ma non può essere il primo, il profitto non può essere quello che regola questi rapporti. Certamente, grazie mille. E allora, per concludere l'incontro, un doppio stimolo per la dottoressa Camporese: da un lato portare anche le eccellenze dell'ULSEI Euganea, alcune le abbiamo viste anche nella parte documentaria delle nostre dirette, e poi il compito di fare sintesi di questo incontro, puntualizzando alcune delle eccellenze emerse in questo scambio, rilanciandole a livello nazionale, appunto perché diventino patrimonio comune. A lei la parola. Che compito difficile. Doppio poi. Allora, parto da quello che mi è più facile, ossia quello che gioco in casa, insomma l'esperienza che abbiamo costruito in questi 6 anni di progetto e che rappresenta per noi insomma anche un'innovazione. Sono in sala
tante persone che sono i collaboratori che hanno realizzato insieme a me tutto quello che abbiamo fatto. Non posso raccontare tutto, ma parto un po' dalle vostre anche relazioni, mi aggancio un po' a quello che avete raccontato. Rispetto un po' tutto il mondo dei videogiochi, l'aggancio delle persone più giovani, è stato realizzato, ormai sono 2 anni che abbiamo un centro educativo digitale che promuove la alfabetizzazione digitale. Incontriamo i ragazzi delle scuole superiori, ma da qualche mese stiamo incontrando anche i ragazzi delle scuole medie inferiori con dei programmi ad hoc. I ragazzi fanno delle esperienze di incontro del digitale sull'uso consapevole, ci sono delle esperienze con i visori VR che si sono viste, anche abbiamo fatto qui in questa settimana dei laboratori per la popolazione generale, utilizzano i videogiochi e però fanno anche delle esperienze con il proprio corpo, perché c'è tutto un tema rispetto ai ragazzi di disconnessione dal proprio corpo e quindi devo dire che questa esperienza pensavamo che quella del corpo fosse la più difficile e invece i ragazzi ci hanno dato una lezione, perché abbiamo sempre da imparare. Non sono i ragazzi che hanno problema con la stanza del corpo, spesso ci siamo accorti che sono gli adulti e ci siamo anche accorti che questo laboratori che noi proponiamo dobbiamo allargarli alla fascia adulta, perché il tema dell'educazione digitale deve partire soprattutto dalla comunità educante che ha ancora un po' da imparare. Parlando un po' anche dell'aspetto più clinico che ha affrontato il dottor Baselic, anche noi abbiamo, in collaborazione con il privato sociale, abbiamo lavorato insomma molto con loro per la costruzione di programmi di residenzialità a 3-6 mesi. Abbiamo dei programmi ultra brevi di weekend, abbiamo provato sia per coppie ma anche quello che sta funzionando di più sono per singoli, per cui cominciano il venerdì sera, rimangono il sabato e vengono, mi viene da dire rilasciati, però vengono, insomma, ritornano al loro domicilio la domenica e sono dei cicli che vengono ripetuti per 4-5 weekend e il feedback dagli utenti per questa esperienza è veramente molto buono e per cui insomma cercheremo di farlo diventare veramente qualcosa che sia un servizio e che possa continuare nel tempo, anche se un giorno non ci saranno più questi fondi. E la terza esperienza che facciamo sempre con il privato sociale, con le comunità terapeutiche del territorio, sono il centro diurno, perché accoglie i giocatori, soprattutto quella fascia più fragile che magari non ha il lavoro, quindi che ha molto tempo libero, quindi è più dedita al gioco, quindi dal lunedì al venerdì con dei programmi ad hoc vengono accompagnati nella gestione magari del loro tempo libero, della ricerca del lavoro, ma anche cose molto più semplici come poter trovare uno sport, andare a vedere una mostra, ecco. E l'ultima cosa, perché devo dire poco, ma forse non mi contengo, però ci tengo, perché nel nostro piccolo facciamo anche ricerca e quindi abbiamo tre ricerche con il comitato etico, uno che è diventato un ambulatorio per la stimolazione magnetica transcranica per i giocatori e per i pazienti affetti da disturbo da uso di cocaina, uno studio che all'inizio sulla prevenzione e intercettazione precoce dei giocatori utilizzando i visori di realtà virtuale e uno studio che abbiamo già concluso sulla psicoterapia online, che l'abbiamo iniziato un po' perché c'era bisogno durante il Covid, dovevamo comunque cercare di sostenere i nostri pazienti, quindi abbiamo cominciato a fare questi incontri online e abbiamo visto che i pazienti rispondono bene e che quindi insomma ci chiedono anche di poterlo continuare. Grazie. Primo compito assolto più che degnamente. Bene, adesso il più difficile. Il secondo è quello di fare insomma, una sì, parola di sintesi certo. Rispetto alle eccellenze che sono emerse e un rilancio. Allora, come sempre si impara, no? Si impara quando ci si mette insieme, ci si ascolta attentamente. Credo che le cose più interessanti, che almeno io mi sono segnata, insomma mi devo segnare 2 o 3 parole, ho scritto un libro. Mi piace, parto dal dottor Baselic perché mi interessava questa cosa
dell'on-site, cioè perché è molto nella mia sensibilità uscire un po' dalla propria comfort zone. Se noi aspettiamo i pazienti nei nostri ambulatori continueremo a dirci che non arrivano, e quindi l'idea di cominciare ad andare nei luoghi di gioco la trovo difficile, infatti mi interessa anche sapere praticamente come vi siete organizzati, ma la trovo anche illuminante e quindi è sicuramente una cosa interessante che non avevo sentito in altre realtà e molto interessante. Come interessante anche, è vero, abbiamo sempre in mente l'autoesclusione dai casinò, ma effettivamente abbiamo una grande emergenza che è quello del gioco online, per cui assolutamente educare i singoli anche a questa protezione mi sembra che vada proprio nella direzione di quel lavoro anche di prevenzione precoce che poi è alla base, insomma, del nostro lavoro. E il terzo punto che mi sembra tanto da sostenere è che da soli non facciamo granché, cioè noi dobbiamo lavorare in rete, dobbiamo lavorare come operatori, ma abbiamo bisogno del terzo settore, abbiamo bisogno delle associazioni, abbiamo bisogno dei comuni, e allora in questo modo possiamo raccontarci pezzi di storia che noi magari la vediamo nei nostri ambulatori, magari alla Caritas vedete altre esperienze, le persone che vengono a chiedere un aiuto economico, però c'è anche bisogno di educare. Finché il dottor Gualzetti parlava mi veniva in mente anche l'importanza dell'educazione finanziaria, che non è solo quando arriva perché siamo nei guai, ma arriva prima perché forse non siamo neanche stati abituati a gestire correttamente il nostro denaro, e quindi è vero che il disturbo da gioco d'azzardo è una patologia, ci sono delle vulnerabilità, è un tema molto ampio, però il tema anche credo di educarci tutti ad una miglior gestione del proprio denaro ci potrebbe anche in parte proteggere. Ne parleremo proprio questo pomeriggio con un esperto, è certo. uno dei contributi tipici di questo festival. Ecco, io vorrei terminare dicendo una cosa che ho sentito durante questa settimana e che insomma noi ci dobbiamo, io vorrei dirvi bravi, nel senso per tutte le cose che ci avete raccontato, però la parola che mi viene meglio è grazie per quello che ci avete raccontato oggi. E i ringraziamenti arrivano anche dalle molte persone che ci seguono da tutta Italia, anche noi ringraziamo loro per restare connessi con il nostro festival e per commentare le nostre dirette. Chiara ci dice grazie per questi importanti confronti, problematiche da mettere in evidenza per sensibilizzare la rete. E Regina scrive grazie all'UL6 del Veneto per organizzare questi importanti momenti di confronto anche con diverse istituzioni del nostro territorio nazionale. Questo vuol dire cominciare a fare rete. La parola rete è stata più volte rilanciata, il titolo di questa terza edizione è appunto Connettiamoci. L'idea di oggi era quella di rafforzare anche i legami tra realtà differenti e di imparare a vicenda, come ha detto bene la dottoressa Camporese, perché in fondo anche la salute è contagiosa e una delle idee di questo festival è appunto di confrontarci, di creare connessioni proprio per contrastare un problema, ma soprattutto per favorire la salute. E allora non ci resta che ringraziare nuovamente, magari anche con un applauso, le persone che ci hanno raggiunti oggi. Grazie al dottor Luciano Gualzetti, grazie ad Anello Baselice, grazie a Stefano Lemanno, grazie naturalmente alla dottoressa Camporese. Vi ricordo i prossimi appuntamenti di quest'ultima giornata della terza edizione di Cambio Gioco. Vi aspettiamo alle 17:30 con Sergio Sorgi per un incontro intitolato Dalla disattivazione all'attivazione, ricostruire biografie di senso. E poi alle 20:30 concluderemo questa terza edizione con Saranti Tanopoulos per un incontro intitolato Come coltivare relazioni autentiche. UL6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato e vi invita ai prossimi appuntamenti, sempre gratuiti, che trovate anche sul nostro sito www.cambiogiocoul6.it. Grazie a tutti e buona continuazione di giornata.